ripreso si potrebbe tentare di completare il suo folle disegno omicidiario, è quanto ha scritto il GIP di Treviso nell'ordinanza di arresto del 22enne coinvolto nell'incidente stradale di Povegliano in cui ha perso la vita una 62enne. 3 napoletani sono stati denunciati dai carabinieri di Castelfranco perché accusati di aver portato a termine truffe nella Castellana, pagavano merce preziosa con assegni falsi. Serie di incidenti sulle strade della Marca, 7 le persone rimaste ferite, il più grave a Maserata con una 55enne in condizioni serie all'ospedale. Attacco della Camera di Commercio ai consorzi del Prosecco per il presidente Pozza, non esiste al mondo che per un prodotto di questo valore ci siano 3 teste diverse e molte volte divergenti. Ultimo tratto del Terraglio Est con l'accordo raggiunto grazie alla Regione tra i comuni interessati, i cantieri aperti entro il 2021. Audizione questa mattina dai vertici del Teatro Stabile del Veneto con la commissione consigliare di Casugana, all'uscita posizioni diverse sul futuro del comunale tra maggioranza e opposizione. Raduno Triveneto, conto alla rovescia, penne nere in partenza per Tolmezzo, intanto da Treviso alpini in marcia per il percorso della memoria. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3, dunque in primo piano le indagini sul frontale di Povegliano, costato la vita ad una 62enne, ebbene il giudice per le indagini preliminari di Treviso nell'ordinanza di arresto del 22enne coinvolto nel sinistro scrive: una volta ripreso si potrebbe tentare di completare il suo folle disegno omicidiario. Un fatto allucinante, ma le dichiarazioni della giovane trevigiana coinvolta nell'incidente stradale di Povegliano pesano come pietre, secondo il giudice per le indagini preliminari, e non sono stati rilevati sulla strada segni di frenata o di sbandamento per un guasto meccanico o per una perdita involontaria del controllo dell'automobile. Si esprime in questi termini l'ordinanza del Tribunale di Treviso che ha disposto l'arresto per il 22enne al volante dell'auto che sabato notte si è scontrata con quella in cui viaggiava assieme al marito, ricoverato con fratture multiple, una 62enne morta sul colpo. Riesce difficile, si legge nell'ordinanza, pensare ad una criminale follia spinta fino al punto da non esitare ad investire scientemente un'altra auto con a bordo persone innocenti per commettere suicidio e per uccidere la persona accanto a sé. Una ricostruzione dei fatti contestata dall'avvocato del ragazzo. Si poteva pensare dalla descrizione di un frontale volontario nella corsia avvenuto nella corsia dell'altra autovettura dove purtroppo sedeva la signora deceduta. Le macchine invece si sono scontrate negli angoli anteriori sinistri, cosa che lascerebbe propendere per un sinistro quasi ordinario e non automaticamente valutabile come volontario. Le accuse a carico del giovane ricoverato al Cafoncello, dove sta per affrontare un'operazione chirurgica, sono omicidio volontario, tentato omicidio, stalking e violenza sessuale nei confronti della sua ragazza in un contesto di violenze e minacce. L'ordinanza è basata esclusivamente, direi anche quasi inevitabilmente, solo sulle dichiarazioni della ragazza e quindi direi che il giudice, il GIP, non ha potuto far altro che prendere cognizione di questo e fare una valutazione. Ritengo però necessario che vengano verificati tanti altri aspetti, soprattutto di natura tecnica. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'arresto scrivendo anche di grave pericolosità dell'indagato che una volta ripresosi dalle lesioni subite potrebbe tentare di completare, si legge, il suo folle disegno omicidiario. Lunedì l'interrogatorio in ospedale. 3 napoletani sono stati denunciati dai carabinieri perché accusati di aver portato a termine alcune truffe nella Castellana. Pendolari delle truffe che per non essere intercettati dalle forze dell'ordine partivano all'alba da Napoli per raggiungere diverse città italiane dove si trovavano le loro vittime di turno intercettate su internet e dopo averle raggirate nel tardo pomeriggio rientravano a casa in Campania. Ma i piani di 3 napoletani di 28, 31 e 35 anni, tutti pregiudicati, sono stati interrotti dai carabinieri del nucleo operativo di Castelfranco che qualche giorno fa durante un controllo hanno fermato un'auto risultata poi noleggiata nel
capoluogo campano, con a bordo i 3. Nel bagagliaio della vettura i militari hanno trovato vari oggetti, il risultato di 3 truffe messe a segno quella stessa mattina nella Castellana. La prima ai danni di un giovane imprenditore dell'Asolano che aveva ceduto ai 3 un orologio del valore di 6.500 euro. Il secondo raggiro ha visto come vittima una 52enne di Castelfranco che aveva messo in vendita una ventina di bottiglie di whisky pregiato per 14.000 euro. La terza truffa nei confronti di un imprenditore veronese dal quale i 3 avevano acquistato un Rolex per 6.500 euro. Tutte e 3 le vittime al momento della cessione degli oggetti si sono viste consegnare degli assegni risultati poi essere falsi. Il modus operandi dei 3 napoletani era sempre lo stesso. Inizialmente contattavano sui siti di acquisti online facoltosi cittadini che mettevano in vendita oggetti di valore. Dopo una prima contrattazione in rete fissavano un incontro al quale si presentava personalmente uno dei 3 in abiti eleganti che concludeva l'affare, consegnando al malcapitato un assegno falso. A quel punto insieme ai complici nel tardo pomeriggio rientravano a Napoli e così stavano facendo anche qualche giorno fa, ma lungo il tragitto verso casa hanno trovato i carabinieri che hanno deferito i 3 in stato di libertà per truffa e ricettazione. Le indagini però non si fermano, coinvolgendo anche altri comandi si cercherà di ricostruire l'azione dei 3 e di identificare altre possibili vittime. Giornata difficile quella di oggi lungo le strade della Marca per una serie di incidenti intorno alle 12.45 in A27. 2 persone sono rimaste lievemente ferite, più grave il bilancio di un altro sinistro accaduto intorno alle 15.30 lungo la provinciale 92 a Salettuol di Maserata, scontro tra un'auto condotta da una 55enne di Spresiano e un camion condotto da un 52enne di Mogliano. All'altezza di un incrocio il violento impatto, ferita in modo serio la donna che ha riportato un grave trauma cranico ed è stata trasportata con l'elicottero del SUEM all'ospedale di Treviso dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E questa mattina invece 4 persone sono rimaste ferite in un incidente accaduto a Pederobba. 6 mezzi coinvolti, 4 persone finite in ospedale, traffico in tilt. È il bilancio del grave incidente accaduto questa mattina intorno alle 8 a Pederobba lungo la Feltrina. Ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale le cause del sinistro che ha visto scontrarsi 5 auto e un mezzo pesante. Una delle vetture è finita nel fossato. Immediato sul posto d'arrivo dei vigili del fuoco e dei sanitari del SUEM che hanno soccorso le 4 persone, rimaste ferite tutte in modo fortunatamente non grave, trasportate negli ospedali di Montebelluna, Castelfranco e Treviso. L'incidente ha causato anche pesanti ripercussioni al traffico con code in entrambe le direzioni. E un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi all'interno dell'autodemolizione Zanini in via Postumia a Treviso. Le fiamme probabilmente sono state innescate durante il taglio di alcuni rottami da una fiamma ossidrica. Subito si è innalzata una colonna di fumo nero alimentata dal materiale plastico e forse anche da residui oleosi delle demolizioni. Colonna di fumo che era ben visibile a diversi chilometri di distanza anche in centro città. Subito sul posto sono sopraggiunte 4 squadre dei Vigili del Fuoco di Treviso che in breve tempo hanno avuto ragione delle fiamme. Incendio che per fortuna non ha causato feriti o danni alle persone presenti in quel momento nell'autodemolizione, ma che ha provocato qualche problema per la circolazione con l'inevitabile capannello di curiosi accorsi alla vista della colonna di fumo. E adesso l'economia con l'ennesimo attacco della Camera di Commercio ai consorzi del Prosecco. Per il Presidente Pozza non esiste al mondo che per un prodotto di questo valore ci siano 3 teste diverse e, dice, molte volte divergenti. Con 3 consorzi non si può andare avanti, bisogna fare un consorzio unico. Basta personalismi sul Prosecco. La bacchettata arriva dal Presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, ma anche Presidente di Union Camere Veneto, Mario Pozza, che non ci sta più a vedere 3 identità per un prodotto unico al mondo e che per questo chiede invece coesione nella gestione. E di esempi in Europa e nel mondo Pozza li tira fuori senza mezzi termini. Quanti consorzi vediamo per vini unici come lo Champagne o il Beaujolais, solo per restare nel settore enologico. Certo, sottolinea il numero 1 di Palazzo Borsa, ogni possibile fusione va certamente preparata e condivisa, ma qui siamo ancora prima, al punto che a manifestazioni come il Vinitaly l'immagine che abbiamo dato è più divisa che mai.
Ora la grande occasione da parte dell'UNESCO deve far riflettere chi di dovere. Se arriva a questo riconoscimento ci deve essere un solo referente e questo bisogna che lo capiscano. Non si può andare avanti con 3 consorzi, ci vuole strategia, risorse uniche, progettazione unica. Possibile che ogni volta, per alcune gelosie di singoli, si rischi di rovinare opportunità formidabili per la nostra economia e il nostro territorio? Il Prosecco deve avere un unico referente mondiale per affrontare quella svolta epocale che la valorizzazione UNESCO delle sue colline porterà nella Marca e nel Veneto. Una potenzialità enorme di poter arrivare a Treviso, migliaia di turisti, ma soprattutto un turismo di nicchia, un turismo particolare, molto ricco, e i risultati che abbiamo visto in altre realtà dove c'è stata questa valorizzazione con questo riconoscimento, ovviamente ne hanno beneficiati tutti i settori, non solo il settore del Prosecco, ma soprattutto tutto l'indotto che ne va dal commercio all'agricoltura, addirittura anche l'industria. Ecco perché con un marchio universale come il Prosecco è vietato sbagliare. Una sola identità del Prosecco, altrimenti rischiamo che questo prodotto diventi un prodotto che non ha quel valore che noi stiamo dando e che stiamo portando nelle nostre tasche da imprenditori. Stefanella ha depositato l'istanza di rinuncia alla procedura di concordato preventivo e presentato un'istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza propedeutica all'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria. Lo rende noto un comunicato della società dopo che da giorni era chiaro che la maggioranza dei creditori ha detto no al piano e alla proposta concordataria che il gruppo avrebbe dovuto presentare al Tribunale di Treviso entro domani. Parliamo adesso dell'ultimo tratto del Terraglio Est con l'accordo raggiunto grazie alla Regione tra i comuni interessati. Abbiamo sentito l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Treviso Sandro Zampese su impatto ambientale e soprattutto sui tempi di realizzazione. Le cose sono sempre complesse quando si tratta di attraversare una via dove ci sono delle preesistenze edilizie. Comunque mi pare che con tutti i comuni abbiamo concordato e con la provincia, con la regione, il tracciato in sottopasso. Il sottopasso dovrà avere tutte le mitigazioni, le insonorizzazioni in modo che la qualità della vita degli abitanti non ne risenta. Tranquillizza i residenti in zona l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese. Lui che in quel quartiere è nato sa benissimo quali perplessità accompagnino il progetto, perché i nodi sono 2, impatto ambientale ma anche viario. Per il primo si parte da un dislivello. C'è una differenza di livello di circa 2,5 metri tra il piano di campagna e la quota stradale di via Sant'Antonino che permette di facilitare la realizzazione di questo sottopasso e poi verrà collegato con la rotatoria dell'ospedale. Quindi non rotatorio o sovrappassi, ma passaggio in trincea con la Iesolana Vecchia, mentre per i tratti di raccordo con il percorso già completato verso Casier e quello verso la rotatoria della tangenziale, la nuova strada sarà a raso e avrà alberature e opere di mitigazione del traffico passante. Insomma, massima attenzione ai residenti, al punto che al momento il Terraglio Est non sarà nemmeno collegato a via Sant'Antonino. In questa prima fase non è previsto l'accesso da via Sant'Antonino, seguirà un periodo di sperimentazione e dopo il periodo di sperimentazione vedremo se sarà vantaggioso per la città di Treviso avere questo bypass. Ora manca una data per l'avvio dei cantieri, si parla di 2 anni minimo, anche se l'assessore non si sbilancia. Parlo del 2021. Io sto a quanto dice Veneto Strade, quindi credo a loro. Incendio nel pomeriggio intorno alle 14:40 a Musano di Trevignano, le fiamme hanno interessato un ricovero per attrezzi. Intervenuti sul posto 2 mezzi dei vigili del fuoco da Montebelluna e altrettanti da Castelfranco. Ci sono stati momenti di apprensione per 2 bombole di GPL coinvolte nel rogo, ma che sono state subito messe in sicurezza dai pompieri. Acqua torbida, problemi gastrointestinali tra i cittadini di Castello di Godego, colpa di un collegamento abusivo. Sarà informata l'autorità giudiziaria sul caso della contaminazione dell'acqua avvenuta a Castello di Godego, dove una ventina di cittadini nei giorni scorsi è stata costretta a rivolgersi al pronto soccorso per problemi gastrointestinali.
Erano stati proprio i residenti a segnalare acqua torbida che usciva dai rubinetti di casa. A quel punto ATS ha inviato sul posto dei tecnici insieme ad agenti di polizia locale che hanno verificato che l'acqua per l'irrigazione era finita nei tubi della potabile per un bypass irregolare fatto da un privato. A rendere nota la vicenda l'amministratore delegato di Alto Trevigiano Servizi Pierpaolo Florian, che ha annunciato che la situazione è tornata alla normalità. Secondo i primi rilievi si tratta di un intervento non autorizzato, spiega ATS, e compiuto in violazione dei regolamenti in vigore ad un impianto utilizzato per innaffiare orti e giardini che riceve acqua dalle condotte del Consorzio di Bonifica Piave, che per l'irrigazione agricola fornisce acqua non depurata. Ma per sopperire ai frequenti cali di pressione o alla sospensione dell'erogazione risulta che la parte di tubazione che utilizza quanto erogato dal Piave fosse stata collegata anche all'acquedotto per l'acqua potabile. Per effetto di un calo della pressione all'acquedotto e del malfunzionamento della saracinesca che sarebbe stata installata per l'allacciamento abusivo, il liquido non depurato è penetrato nei tubi dell'acqua da bere contaminandola. Ringrazio Alto Trevigiano Servizi per la tempestività con cui è intervenuta, ha detto il sindaco di Castello di Godego, Diego Parisotto. Si tratta di un fatto molto grave causato da un comportamento irresponsabile sul quale ci auguriamo che intervenga per fare piena luce l'autorità giudiziaria. Audizione questa mattina dei vertici del Teatro Stabile del Veneto con la commissione consigliare di Cassugana sul futuro del Teatro Comunale di Treviso. Alla fine abbiamo raccolto i primi commenti di maggioranza e opposizione. Dal 20 di agosto più o meno avremo già l'apertura della campagna abbonamenti. Hanno parlato di tante produzioni, ma ad oggi non sappiamo se il 1° ottobre il teatro riaprirà. Due risultati opposti per la medesima audizione, quella che il Teatro Stabile del Veneto ha avuto con i consiglieri comunali nella seletta minoranza di Cassugana. E il fatto che alla fine ognuno, a seconda della posizione del governo della città, abbia capito la sua verità, la dice lunga sul presente e futuro del Mario del Monaco, che invece, stando il presidente del Teatro Stabile, segue una linea chiara con qualche inevitabile lungaggine. È tutto disegnato, è tutto disegnato, il piano economico è già fatto, è equilibrato. Finché l'assemblea dei soci non si esprime in margine alla possibilità che il comune entri come socio, non ci sono né numeri né niente altro. Quindi tutto tracciato ma congelato in attesa dei passi formali, che però non spaventano il sindaco Conte sui possibili ritardi nella programmazione delle stagioni di lirica, prosa e danza. Il futuro del teatro comunale sarà di grandissimo livello e soprattutto all'interno di una piattaforma regionale che proietterà Treviso insieme a Padova e Venezia sui migliori palcoscenici d'Italia ed Europa attraverso il Teatro Stabile. Non sembra però della stessa idea il consigliere Tocchetto. I grandi titoli, i 12 grandi titoli che sono stati elencati dall'Otello alla Madama Butterfly non si vedranno più. Ci saranno sui 16.000 o 12.000 opere sconosciute, si sceglierà una di queste. Bisogna vedere però se il pubblico è preparato e per questo si rinnova l'abbonamento. Il sospetto delle minoranze è che il salvataggio del comunale sia stato barattato con un cartellone di serie B, decisamente diversa dalla percezione dei banchi della maggioranza. Ci sarà assolutamente tutto, ci sarà la lirica, ci sarà la danza e ci sarà anche un'altra cosa molto importante, ovvero il comune avrà la garanzia di tenere per sé le 35 giornate che attualmente possiede. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità. Restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta, era stata annunciata ed ora sembra che diventerà concreta la decisione del Comune di Treviso di sostenere il commercio penalizzato dal maltempo dei mesi scorsi. Pochi affari in città a causa maltempo? Il Comune ci sconta il plateatico. Questo è lo slogan del vice sindaco Andrea De Checchi per la campagna a sostegno del commercio entro le mura. L'idea parte da un maggio piovoso che ha desertificato la clientela per bar e ristoranti con spazi all'aperto. È stato un mese assolutamente sfortunato, gli elementi climatici hanno fatto sì che in questo mese chi aveva investito in plateatici abbia ahimè potuto utilizzarli molto poco pur mantenendone il costo. Credo che sia un dovere per l'amministrazione essere vicini alle proprie attività produttive sia quando si hanno dei bei progetti per il futuro ma anche quando si attraversano difficoltà contingenti magari come questa. Va dato atto della sensibilità per quelli che altri definirebbero incerti del mestiere. Detto questo però bisogna andare al sodo, quantificando tempi e importi del sostegno. Stiamo definendo un provvedimento che porterà
per i plateatici dell'anno prossimo ad avere uno sconto che possa in qualche misura lenire quello che è stato il danno ricevuto quest'anno. Quindi se il prossimo anno si allestirà il plateatico, i gestori potranno beneficiare di uno sconto su quanto versare al comune, che al momento però non ha una percentuale definita. Abbiamo un numero piuttosto elevato di plateatici, i quali peraltro non per tutti hanno la stessa durata, qualcuno ce l'ha per 3 mesi, qualcuno per 6 mesi, qualcuno per l'intero anno, quindi dobbiamo un attimo verificare i conteggi per capire quanto sarà l'applicazione dello sconto. Volontà ferma è che comunque lo sconto ci sarà. Per gli impazienti del conteggio possiamo però anticipare che l'importo dovrebbe superare il 10% dell'imposta, che di questi tempi... Nuova sede di Confapi Treviso Silea che ribadisce gli obiettivi dell'associazione al fianco delle piccole e medie imprese. Confapi ritorna concretamente a Treviso con una sede fisica a Silea. Questa, spiegano i vertici, è la risposta all'impegno dell'associazione nei confronti delle imprese. Mira a far emergere proprio dal basso, dagli imprenditori, dalle imprese, che sono l'essenza del nostro tessuto produttivo ed economico, quelle che sono le loro esigenze, le loro aspettative, ma anche le loro competenze e le loro esperienze. L'inaugurazione della sede operativa di Silea è stata anche l'occasione per presentare il nuovo consiglio direttivo. L'obiettivo di Confapi è quello di essere nei luoghi dove si fa impresa. Vogliamo essere partecipi di questo tipo di azione, vogliamo essere partner delle aziende che hanno voglia di crescere e vogliamo essere mezzo per crescere. Con una crisi che non si può dire ancora alle spalle, con una situazione altalenante che vede settori come quello metalmeccanico e del legno arredo in crescita e altri, ad esempio l'edilizia, ancora in crisi, è necessario, spiegano, supportare chi fa impresa non solo come valore economico ma anche sociale. Attorno a un'azienda nascono e crescono le comunità, perché spesso i nostri dipendenti sono dei collaboratori, amici, parenti con i quali costruiamo l'economia ma anche la società in cui viviamo. Conto alla rovescia per il raduno Triveneto degli Alpini a Tolmezzo. Antena 3 seguirà in diretta l'intera sfilata di domenica a partire dalle 9:30, ma anche la vigilia sarà al centro dell'attenzione della nostra emittente. Venerdì e sabato sera alle 21:15 2 puntate speciali di Ring interamente dedicate al raduno. Oramai è solo questione di ore prima dell'avvio del raduno Triveneto degli Alpini. A Tolmezzo le presenze si conteranno a decine di migliaia e la mobilitazione dalla Marca è già partita. La Carnia poi offre un motivo di interesse e di emozione intensa al percorso della memoria, giunto all'11ª edizione. È particolare perché ci porta su un ambiente dove gli eventi della Prima Guerra Mondiale sono stati cruenti, dove in cui ci sono state anche l'aiuto delle donne carniche che hanno fatto il loro servizio, e per noi rimane una cosa da andare a ricordare, come in tante altre occasioni che abbiamo fatto. Un percorso che, come da tradizione alpina, le nostre penne nere non compiono da soli. Importante è anche il mulo, perché il mulo fa parte della nostra storia. Sì, abbiamo la nostra amica Asia che ci seguirà anche quest'anno e speriamo riesca a fare un percorso che diventa un po' pericoloso a causa dell'alluvione dell'anno scorso. Vedremo sul posto con gli amici della Carnia che ci hanno organizzato il percorso e capire se è possibile farlo o eventualmente la lasciamo a riposo per un giorno e andremo a piedi noi. 3 giorni intensi quelli che attendono gli alpini del Triveneto nel capoluogo carnico. Questa poi di Tolmezzo si rivelerà sicuramente una grande adunata invece, no? Perché diciamo che i trevigiani, quella è la patria della Giulia in sostanza, no? Dei reggimenti della Giulia, vuoi alpini, vuoi artiglieri da montagna, vuoi alpini d'arresto, quindi sarà un Triveneto particolare questo, perché provo a immaginare tutti quelli che hanno fatto gli alpini o il servizio militare della Giulia confluiranno sicuramente lì. La partecipazione da Treviso si annuncia robusta, molti hanno prestato il servizio militare proprio in queste zone. Abbiamo la sensazione di una grande partecipazione, soprattutto Tolmezzo è stata sede di tantissimi di noi, soprattutto alla caserma Cantore, famosissima. Lei è stato alla Cantore? Io sono stato alla Cantore. Quindi il fatto che l'hanno riaperta per gli alpini, che cos'è per lei? È una grande soddisfazione, guarda. Ma a dormire in camerata?
No, diciamo di no, non come ai vecchi tempi. Sarà il neo sindaco di Mogliano, Davide Bortolato, l'ospite tra pochissimi minuti di 20:10. Vi lascio alle previsioni del tempo, è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Le nostre regioni godono di un tempo asciutto e di un clima anche piuttosto caldo grazie alla costante presenza dell'anticiclone, ma vediamo il dettaglio di venerdì 14 giugno. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato dappertutto, non sono attese piogge, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, specie sui settori montuosi. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime comprese invece tra 25 e 29 gradi. E sarà una splendida giornata di sole anche sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi un po' su tutti i settori, come ci mostra la nostra grafica. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime comprese tra i 26 e i 30 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, sempre grazie alla presenza dell'alta pressione. Non sono attese piogge, il cielo sarà sereno o al massimo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime sui 34 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.